Dopo i temi della politica voltiamo decisamente pagina. Abbiamo il piacere di ospitare Silvia Toffolon, che ha realizzato qualcosa che non è né un quaderno né un taccuino né tantomeno un block notes, ma un modo per razionalizzare e anche rendere particolarmente efficace il proprio lavoro su carta. Benvenuto dunque a Silvia Toffolon. Buongiorno, grazie. Anzitutto cominciamo con la definizione di coach. Che cos'è il coach? Allora, il coach è un professionista che si affianca a persone o gruppi, spesso in organizzazioni ma in realtà anche privatamente, per aiutarli a raggiungere obiettivi. Quindi è una persona che guida, non dice cosa la persona deve fare, ma aiuta la persona a trovare la propria strada, il proprio modo, il proprio piano di azione per arrivare ad essere efficace. E in qualità di coach Silvia Toffolon ci presenta appunto uno strumento che vedete nella sovraimpressione è efficace e produttivo, come abbiamo voluto titolare questa nostra puntata di 7 in punto. Great Meetings Notebook, cioè il notebook per i grandi incontri, ma in effetti si tratta di un quaderno, un taccuino, un'agenda, come la vogliamo definire e soprattutto come possiamo descrivere questo strumento che qualcuno potrebbe dire ma in fondo è solo una specie di quaderno. No. È un quaderno, il mio cliente l'ha definito preformattato, quindi un quaderno che guida, mi piace la definizione, diciamo la prima pagina dice questo, quindi a trasformare le decisioni in azioni. Quindi un quaderno, quindi da una parte molto semplice, qualcuno l'ha definito l'uovo di Colombo, che ha una traccia, ha una guida che aiuta le persone a prendere appunti durante un incontro di lavoro, durante una riunione, sappiamo com'è difficile essere efficaci, aiuta a identificare quelli che sono i punti più importanti, il focus, aiuta a fare degli schemi e poi soprattutto aiuta, in un certo senso costringe, ad uscire da quell'incontro con aver deciso le azioni, il chi fa che cosa e soprattutto entro quando. Perché una tipica domanda da coach è: entro quando lo farai? Questo non è una cosa che accade di frequente e mi sono chiesta cosa posso fare io per fare in modo che si inneschi un nuovo meccanismo, una nuova abitudine. E quindi è nata questa proposta. Un modo per razionalizzare un'attività, se vogliamo, abbastanza consueta, quella di prendere appunti, però sì, sul cartaceo siamo ormai abituati ad avere device, ad avere qualunque forma per trascrivere, insomma, non su carta ma appunto in strumenti tecnologici. Questo è un qualcosa che ci aiuta a riscoprire uno strumento, insomma, usato e anche più, ma con una funzionalità che è diversa, per cui applicativamente c'è la possibilità sia di prendere gli appunti ma sia anche di funzionalizzare tutto quello che si è fatto, arrivando, come dire, a delle conclusioni. Esatto, quindi adesso mostro ad esempio, questo è un prototipo, poi vi spiego perché. Io uso molto i colori che sono molto funzionali anche all'apprendimento e alla memorizzazione e quindi questo mi aiuta a definire cosa devo fare e mi aiuta a mettere in agenda quello che dovrò andare a fare, quindi mi aiuta a essere concreto. E questa cosa è una cosa che può venire con semplicità ed è un po' il mio stile o quello che io propongo, ma allo stesso tempo è come se fosse prendere per mano una persona che sta facendo qualcosa che in quel momento magari emotivamente lo coinvolge. Spesso gli incontri con altre persone sono difficili e quindi il fatto di avere una guida mi rassicura e mi accompagna a fare qualcosa che solitamente magari mi dimenticherei di fare. Come ha accolto questa novità il mondo dell'imprenditoria? Allora, io ho voluto scoprire come fare attraverso una campagna di crowdfunding. Cosa succede? Praticamente io sapevo di aver creato, di avere un'idea interessante che in molti mi avevano confermato, quindi amici, imprenditori e designer mi avevano detto anche bello, interessante, però so anche che le parole contano fino a un certo punto. E mi sono chiesta come posso fare per ascoltare il mercato e capire se le persone sono veramente interessate a questo prodotto. E quindi cosa ho fatto? Ho deciso di fare una campagna di crowdfunding, quindi mi sono appoggiata ad un sito web, ad un portale che si chiama Kickstarter, ho creato una pagina web secondo delle linee guida, mi sono fatta aiutare anche da altre persone competenti e abbiamo creato questa pagina in cui abbiamo chiesto alle persone: guarda, c'è a disposizione questo prodotto, però non esiste ancora, quindi devi fidarti e ordinarlo
farci sapere che ti interessa preordinandolo, e se la campagna va in porto, questo prodotto verrà stampato in tipografia e poi te lo faremo avere. E la campagna di crowdfunding, ricordiamo che il crowdfunding è uno strumento sempre più usato, cioè una forma di finanziamento pubblico, diciamo. Sì, è una forma di finanziamento pubblico, la cosa particolare è che ti permette proprio di ascoltare il mercato, perché la cifra raggiunta è una cifra che uno in teoria può dire la metto io, quindi non c'è bisogno magari di cifre così importanti, non tutti i progetti hanno bisogno di cifre importanti. A me serviva capire se veramente questa cosa poteva interessare, quindi mi serviva per capire se stavo facendo il passo giusto oppure no. E il mercato mi sta dicendo questo, ci sono imprenditori che mi hanno contattato, che vogliono capire come usarlo come standard nella loro organizzazione, ci sono freelance, liberi professionisti, ci sono molte persone anche che sono legate al mondo del digitale, una cosa questa è molto interessante, guardando un po' quelli che sono gli ordini, ci sono persone che so essere professionisti del digitale, che però cercano il cartaceo. Ci sarà allora appunto un motivo per cui magari persone che hanno una forma mentis che è votata al digitale, se insomma riconvertono l'attenzione verso la carta. Per cui praticamente adesso insomma per capirci anche per far capire al pubblico che ci segue da casa, come si articola il progetto, cioè dal punto di vista operativo, vengono stampate tot copie dell'agenda e questa agenda viene distribuita. Adesso ci sono delle persone che stanno aspettando, che mi stanno scrivendo, non vedo l'ora di riceverla tra l'altro, perché appunto adesso l'ordine è andato in tipografia, quindi ho potuto dare la conferma perché la campagna insomma, ha raggiunto più del 200% del risultato diciamo, dell'obiettivo, e quindi ci sono delle persone che stanno attendendo di riceverlo, quindi non appena sarà pronto, quindi la tipografia mi farà avere il prodotto, avverrà tutta quanta la fase di spedizione, la fase comunque anche di scatolamento, diciamo, di preparazione del pacco, proprio perché si è creato una relazione molto interessante, quindi c'è stato un contatto diretto con queste persone che non sarebbe avvenuto magari con un normale e-commerce, per esempio. Questa cosa mi ha consentito di sentire proprio l'entusiasmo di chi l'ha ordinata e di avere dei feedback, di sentire la partecipazione, proprio nel pieno spirito del crowdfunding. Perdoni la banalità della domanda, potrebbe essere, visto il periodo, anche l'occasione per una strenna natalizia, no? Esatto, infatti non è a caso, diciamo che io ho iniziato a giugno a progettare questa campagna con l'obiettivo di terminarla entro i primi di novembre. Con l'obiettivo, cioè io mi sono impegnata di far avere entro i primi di dicembre a chi l'ha ordinato adesso, proprio perché possano regalarlo, e sono delle persone che hanno intenzione di regalarlo sia ad amici e colleghi, ma ho degli imprenditori che lo regaleranno a loro clienti anche di grosse aziende. Ecco, in sovrimpressione dovrebbero essere scorsi o scorreranno anche come riferimenti sia il sito, che è un pochino complesso, per cui diciamo la cosa migliore è affidarsi alla piattaforma Kickstarter.com, scusate, Kickstarter.com, eccolo qua, Kickstarter.com, perché insomma è un pochino complesso il sito, e poi c'è anche un indirizzo mail che non sappiamo se è quello giusto, info@creography.com. Esatto. Ecco, per cui... Esatto, quello è quello giusto. Ad ogni modo, cercando in internet ormai, diciamo, Silvia Toffolon si può trovare facilmente, perché questa cosa, cioè ne hanno parlato in molti, quindi oggettivamente questa cosa ormai sta prendendo una piega molto interessante. Io sono partita con curiosità perché oggettivamente non sapevo cosa sarebbe successo. Da una parte ci speravo, ma da una parte non volevo dare per scontato nulla, e adesso mi sto ritrovando con molto interesse, e questa cosa è da una parte affascinante, da una parte mi soddisfa, perché a me piace poter lasciare veramente qualcosa di utile alle persone. Ecco, era proprio... diciamo relativamente a questo aspetto che vorremmo sottolineare una cosa, non si tratta di rispolverare, come si usa a dire al giorno d'oggi, qualcosa di vintage, si tratta di funzionalizzare anche determinate attività, perché non sempre si ha la possibilità, vabbè, ormai tanti di noi girano col device, ma insomma c'è anche, come dire, maggiore sicurezza a girare con un'agenda, il device insomma può sempre crearti una certa apprensione. Perché si può scaricare, non posso non avere il caricabatteria. Appunto, c'è anche quello, qui non si può scaricare, per cui insomma anche dal punto di vista funzionale è molto efficace. Il discorso dei colori poi è
un altro aspetto importante Sì. che non sempre consideriamo, ma effettivamente i colori catturano la nostra attenzione. Vabbè che uno dice non possiamo stare lì a girare con non so, una confezione intera di colori, ma insomma tante volte differenziare un po' può essere anche utile, aperta e chiusa parentesi. Andiamo a monte di questo progetto. Sì. Come mai Silvia Toffolon un bel giorno dice io devo creare, cioè come nasce l'idea di creare un'agenda senza temere di incorrere nella perplessità di chi ti dice ma che cosa mi proponi, una cosa che esiste quando esiste la carta, insomma. Allora, tutto nasce da un progetto che è un po' più vasto, un progetto che appunto è relativo a un sistema e un metodo per facilitare la generazione di idee in gruppo. Quindi ho creato un kit per facilitare, per accompagnare i gruppi di lavoro a confrontarsi ed allinearsi e riuscire a confrontarsi in maniera produttiva ed efficace, perché è quello che io vedevo che mancava quando magari assistevo ad incontri presso in aziende ai miei clienti. E quindi un po' il mio tarlo è stato dire cosa posso fare, che contributo posso dare, e quindi quello che è stato per me la sfida, ma è stato comunque qualcosa per me di interessante, è stato quello di dire cosa posso fare affinché le persone possano migliorare la loro produttività, ma allo stesso tempo anche di stare meglio, perché questo prodotto serve proprio ad abbassare l'emotività, a permettere un confronto aperto, a scoprire i colleghi anche da altri punti di vista. E in questo prodotto è un kit che si chiama appunto Creography, e all'interno di questo kit c'era un block notice, il famoso, il padre, potremmo dire il padre di questo. E quindi nel momento in cui adesso sto raccontando quell'altro progetto mi capita di mostrarlo, e moltissime persone, la cosa che mi ha stupito è dire caspita, ma questa cosa qua veramente interessa. Quindi mentre quell'altro progetto è più relativo al mondo delle organizzazioni, quindi comunque gruppi di lavoro, questo è per tutti, quindi questo può essere per chiunque prenda appunti anche durante una telefonata, per esempio, durante un incontro via Skype, visto che volendo anche rimanere nel digitale. Però è la cosa importante appunto al cartaceo, perché studi stanno confermando, quindi studi e ricerche dicono che a livello proprio cognitivo fare delle azioni a mano su carta è assolutamente efficace, ci permette di memorizzare meglio, ci permette di evidenziare le cose, e quindi accadono delle cose diverse nel nostro cervello. Sì, e quindi questa cosa che per me magari è più spontanea, magari è più facile, mi accorgo che non lo è per tutti, e quindi mi sono chiesta cosa posso fare io per dare un supporto. Giustamente lei ha concepito questo strumento rivolgendosi a determinate categorie, a determinate figure, però verrebbe quasi da pensare, magari fin dalle superiori o dalla scuola si chiama di primo grado adesso, dalle scuole medie, quelle che un tempo si chiamavano le scuole medie, abituare i ragazzi a non avere quella dimestichezza con la tecnologia che magari possono anche aspettare qualche anno per avere, per insomma ritrovare gli strumenti che, vabbè, la generazione di chi vi parla è molto lontana, ma insomma usavamo un tempo, ecco, proprio come perché io incontro molti manager che insomma. A me capita quando faccio facilitazioni o quando faccio attività di coaching, mi capita di far disegnare le persone, ma anche direttori generali, quindi comunque anche persone con un certo ruolo, e spesso le persone mi dicono io non sono più abituato a scrivere. E questa è una grande perdita, perché proprio memorizziamo di meno, siamo meno efficaci, siamo meno presenti e ricordiamo proprio di meno. Sì. Ormai stanno digitalizzando tutto, addirittura adesso ci sono anche le firme digitali, vabbè, lì è anche un discorso di sicurezza contro forme di falsificazione, ma insomma indubbiamente ci sono degli strumenti di cui ormai non possiamo più fare a meno nella tecnologia. Però voglio dire, qui si parte da un concetto base, da un'attività quotidiana che può essere quella appunto di segnarci l'appunto, il numero di telefono, la frase, il riferimento, e qualche altro esempio pratico, sempre attingendo a questa meravigliosa Great Meetings Notebook. Poi il notebook, ormai ecco, le ultime generazioni sono abituate ad associarlo al portatile, non al notebook. Esatto. E invece di fatto è proprio il taccuino, la traduzione sarebbe proprio il taccuino, quindi lo spazio dove raccolgo delle informazioni che mi possono essere utili. Beh, una cosa particolare è rispetto al digitale, io sono comunque
molto presente nel digitale, utilizzo tantissimo il digitale, quindi io vivo assolutamente di Google Drive, uso Google Calendar, uso insomma un sacco di strumenti digitali, certo. quindi lo smartphone lo uso da veramente molti anni. Io sono per l'integrazione, quindi come quando si parla degli ebook o si parla dei libri, no, una cosa non esclude l'altra. Sì. E soprattutto io posso avere una visione d'insieme, quindi con il digitale io come faccio a sfogliare, Sì. come faccio a maneggiare anche il fatto della scelta di una carta con un certo spessore, poi sono dovuta stare attenta anche alla qualità di carta, al rispetto dell'ambiente, quindi tutta quanta una serie di scelte che per me fanno parte dei miei valori e quindi anche il fatto di poter banalmente, perché qua siamo sempre sull'uovo di Colombo, poter sfogliare, come faccio a farlo con altri strumenti? Quindi questa cosa me l'hanno confermata anche altre persone, quindi c'è proprio un tema di setup di un metodo, di creazione di un accompagnamento a un metodo e poi si tratta di dire benissimo, inserisci questi dati negli strumenti abituali, mettili in agenda, quindi l'agenda è fondamentale perché poi aiuta a fare chiarezza, a fare ordine. E abbiamo già abbastanza confusione in giro, sì. Per cui mi chiedo cosa si può fare, facciamo organizzazione, ordiniamoci e in questo modo le cose possono migliorare. Però ci sembra che il messaggio che lei sta lanciando sia giusto ed equilibrato, cioè una cosa non esclude l'altra, per cui la tecnologia non può escludere tutto quello che c'è stato prima e ci sembra un concetto giustissimo sì. E anche di estrema funzionalità e questo le rende onore anche a questo progetto. Del resto se non ci fosse stata la rete questo progetto... Beh, esatto, la rete e le persone però, perché la rete è formata da poi di persone, quindi sì. Io mi sono appoggiata in prima battuta a tutte le persone che conosco, tutte, parecchie. E quindi c'erano magari gli amici più vicini che erano allertati, ho detto guarda che partirà questo progetto, supportami. E questa cosa è stata è veramente utile e questo ha fatto proprio sentire quanto sia importante. Uno parla di networking, non esiste. Per me esistono le relazioni sì. Sane tra le persone e con la fiducia. Io ho sentito e ho avuto la conferma di quante altre persone si fidano di me, di quello che faccio, mi stimano e quindi non tutti l'hanno comprato, non tutti l'hanno ordinato, ma non importa, l'hanno condiviso. Ho letto di quelle frasi incredibili di persone che hanno fatto, che l'hanno supportato e ci sono stati veramente dei riscontri molto positivi da persone che conosco, ma la cosa interessante è che poi a un certo punto scatta un qualcosa per cui arrivano anche quelli che sono in gergo gli early adopter, quindi i primi che vogliono dire io l'ho fatto per primo, e ci scattano delle dinamiche interessantissime, quindi il supporto è la rete, ma come mezzo, come strumento, perché dietro i monitor, come sta accadendo anche adesso, ci sono delle persone sì. e le persone alla fine hanno voglia di essere ascoltate, c'è voglia di confrontarsi e c'è voglia di stare bene. Certo. C'è sempre il fattore umano determinante perché sì. Ovviamente l'illuminazione di questo studio, il taglio delle inquadrature come si dice non potrebbero esserci se non ci fosse una mano esatto. Dietro, cioè se non ci fosse il tocco umano insomma perché esatto. Quello per è fortuna. Imprescindibile fortunatamente insomma. Prima di fermarci un istante ancora, un aspetto che volevo sottolineare proprio questo, riuscire a darsi anche dei tempi, cioè riuscire proprio a razionalizzarsi attraverso questo strumento. Assolutamente, io vedo che appunto il mio lato organizzato, che si integra benissimo col mio lato creativo, è assolutamente fondamentale perché abbiamo bisogno appunto di organizzazione, di chiarezza, di sapere cosa dovremo fare, sapere se ci sono altre persone che si stanno aspettando per esempio dei documenti, si stanno aspettando comunque delle risposte da noi e questa cosa qua ti permette di razionalizzare senza fatica, perché tenere tutto a mente è faticosissimo, per cui non vale la pena, la nostra mente usiamola per generare, per essere creativi, per fare qualcosa che prima non esisteva o per unire puntini, come diceva Steve Jobs, famoso per questo, uniamo puntini e mettiamo assieme cose che già esistono, perché a volte è già stato tutto inventato, ma quindi abbiamo bisogno di organizzazione da un lato e abbiamo bisogno di creatività dall'altro. Nel momento in cui le uniamo viene fuori qualcosa di spettacolare. Sì.
Noi concordiamo in toto, anche perché insomma, ci associamo all'entusiasmo con cui Silvia Tofolon sta presentando questo suo progetto in cui inevitabilmente ha creduto molto e continua a credere molto. Noi diamo spazio adesso a alcuni suggerimenti commerciali, ci fermiamo un paio di minuti, rimanete con noi perché poi ci saranno altri aspetti da sviscerare con Silvia Tofolon, nostra ospite questa mattina. A tra poco. Secondo momento di 7 in punto, questa mattina stiamo parlando di uno strumento che si chiama Great Meetings Notebook, è un'agenda, quaderno, taccuino che dir si voglia, o anche block notice, da cui eredita l'antica funzione, ma strutturato in una maniera insomma, molto importante e originale, che potete verificare o digitando in Google il nome Silvia Tofolon, che è la nostra gradita ospite di questa mattina, nonché ideatrice di questo strumento, ma anche visitando la piattaforma www.kickstarter.com. Silvia Tofolon, quando una persona riceverà questa, chiamiamola agenda, ma non è ancora proprio un'agenda, è qualcosa di più di un'agenda. Quando riceverà Great Meetings Notebook, che cosa si aspetterà? Che cosa riceverà senza togliere magari spazio alla sorpresa? Allora, diciamo che le persone hanno potuto scegliere intanto se ricevere un solo taccuino o se riceverne due, ad esempio. Quindi uno comunque ha definito una quantità. Io adesso sto appunto, proprio perché si è creata anche questa bella relazione o comunque questo entusiasmo, questa partecipazione, sto curando particolarmente l'aspetto poi dell'unboxing, si chiama tecnicamente, quindi nel momento in cui uno apre la scatola magari troverà delle sorprese e insomma qualcosa succederà, e la cosa importante per me è rispettare appunto i tempi, quindi fare in modo che la sorpresa sia anche il fatto che arrivi magari in anticipo rispetto ai tempi che ho promesso, e troverà comunque indirettamente anche una community di persone che adesso si è creata ed è interessata a questo prodotto, quindi la cosa bella è che è qualcosa che probabilmente legherà le persone, tant'è vero che le consegne, volevo organizzare proprio delle consegne a mano in zona Padova, Treviso, Castelfranco probabilmente, proprio perché in zona Padova sono stati molti ordini. E quindi sto proprio pensando di organizzare la consegna a mano, proprio per fare in modo che le persone, non solo per incontrarle io, ma perché si incontrino tra loro, perché so che questa cosa dà sempre molto valore. E poi in realtà appunto sto pensando a una sorpresa che non svelo, però ecco, diciamo che mi piace io quando ricevo un pacco, anche se non è un regalo, ma qualcosa che ho ordinato e trovo qualcosa di inaspettato, a me fa molto piacere, e quindi mi piace molto curare l'aspetto anche della bellezza, quindi anche questo prodotto è nato proprio con la voglia di trasmettere del bello, perché io penso ci sia bisogno anche di questo. No, beh, indubbiamente, anche qualcosa insomma che ti garantisca quel relax di cui parlava, quella capacità anche di vincere certe difficoltà che ti può garantire anche uno strumento, ti può infondere sicurezza. Voi direte, ma tutto questo succede? Sì, basta averlo tra le mani. Solo che adesso veniamo all'aspetto, chiamiamolo dolente, l'aspetto commerciale, cioè in termini di euro. L'impegno di spesa è importante, proibitivo, inavvicinabile, è uno strumento riservato a un'elite? Allora, ovviamente no. Perché altrimenti andrei contro il principio di renderlo a disposizione di tante persone, metterlo a disposizione di tante persone. Allora, nella campagna di crowdfunding ci sono stati i primi 50 pezzi, quindi i primi 50 i più veloci l'hanno avuto a 16 euro più le spese di spedizione. Il prezzo invece normale è stato di 21 più spese di spedizione, e le cifre sono state fatte anche guardando quello che esiste sul mercato, quindi ho confrontato e ho visto che esistono cose apparentemente simili ma all'interno non così complete alla stessa cifra, quindi diciamo che chi è interessato so che lo considera un prezzo assolutamente buono e ragionevole. Poi ci sono più reclamizzate, più celebrate agende che non hanno questa funzionalità e che costano molto di più, lo possiamo confermare, basta guardarsi attorno. Poi in questo periodo in cui fiorisce il mercato delle agende, perché ovviamente un mese e mezzo dalla fine dell'anno ovviamente è il momento,
Per cui insomma pensateci, ecco, noi non è che siamo qua a messaggio promozionale, siamo qua a parlare di uno strumento che vuole essere anzitutto uno strumento di lavoro, insomma. Sì, beh, anche perché allora, tecnicamente adesso la campagna è terminata e quindi i primi ad averlo saranno quelli che l'hanno ordinato, quindi quelli che hanno fatto lo sforzo e hanno dovuto fidarsi di una persona che in certi casi non conoscono e hanno fatto questo ordine, e siccome le cose sono andate bene, perché appunto quando sono partita con questo progetto non avevo veramente idea di cosa sarebbe successo, e adesso vedendo i riscontri, vedendo che tutto sommato con relativa facilità, relativa perché in realtà io appunto da giugno che ho iniziato a progettare la campagna, quindi da un po' di mesi, mi è venuta voglia di dire beh, vediamo cosa succede, trovando ovviamente delle formule che possono essere funzionali a tutti, perché io a volte dico ma io non, cioè, questo non è il mio mestiere, nel senso che questo alla fine si tratta di cartoleria, qualcosa di fisico, e quindi voglio fare anche sempre i passi misurati. Però insomma quando sento che c'è interesse e soprattutto utilità mi dico anche perché no, quindi non era il mio sogno fare il taccuino, ecco, diciamo così, se uno può dire sì perché era il mio sogno, volevo assolutamente fare questa cosa. Però insomma questo è qualcosa di più, diciamo, che integra tanti concetti in un unico strumento e con una funzionalità, insomma. Comunque c'è la possibilità online per chi si è interessato proprio di vedere com'è strutturato? Sì, assolutamente. Sono a disposizione appunto, se uno va su Kickstarter e cerca Silvia Toffolon, trova la pagina che appunto non è più possibile ordinare, però trova tutta la storia, c'è spiegato tutto quanto, c'è un video e ci sono tutta quanta una serie di informazioni, ci sono le foto anche di un altro prodotto, un piccolo prodotto che ho, più ironico, un prodotto che ho, una cartellina portadocumenti sul cui retro c'è scritto documenti da consegnare per ieri. Per ieri, siccome insomma è una cosa abbastanza, di solito quando uno chiede qualcosa, no ma entro quanto ti serve, solitamente la risposta è insomma guarda se non l'hai ancora fatto fallo subito. Ho voluto dare anche un aspetto, un taglio ironico, quindi fare questa cosa un po'... Sì, però ha toccato un incubo del nostro tempo, quelle che sono le scadenze, no? Sì, esatto, però nel momento in cui siamo più organizzati gestisco anche meglio le scadenze, perché delle volte ci sono persone che ci chiedono anche delle scadenze improponibili. Sì. Però è anche vero che se noi riusciamo a prevenire, io se posso, cerco di capire bene in futuro cosa mi servirà, aspetta che cerco di ricostruire quello che potrebbe servirmi adesso, quello che io posso fare adesso per fare in modo in futuro di non avere questo problema, e questa è organizzazione e questo funziona. Insomma, a sostegno anche dello strumento cartaceo, c'è da dire che i device sono meravigliosi, per carità, nella nostra quotidianità, anche la categoria che il sottoscritto rappresenta in questa occasione non può più farne a meno, anche per tutta una serie di operazioni molto importanti. Voglio dire, ma la visione d'insieme che ti dà il cartaceo, cioè è incredibile, anche proprio semplicemente nell'atto fisico di ripercorrere e rivedere qualcosa che hai, insomma. Uno può sfogliare, io tra l'altro, adesso mi viene in mente, ho fatto, tra l'altro non sono solo le pagine, ho messo delle piccole istruzioni, delle linee guida all'utilizzo, e ho messo un indice, perché ogni pagina ha uno spazio per mettere, appunto, per essere numerata, però uno se lo personalizza. Sì. E questa cosa qui, perché io a me trovare le cose troppo preparate per me non funziona. E l'altra cosa che mi fa venire in mente è che poi ho fatto anche una chicca, che è quella di questa sarà strappabile, nel senso che questo è il prototipo, quindi non è completo, ci sarà questa letta in cui si andranno a scrivere che ricordo apprendimento vuoi portare con te, e si potrà strappare e utilizzarlo come segnalibro, quindi io posso anche ripercorrere proprio, quindi avere la visione d'insieme di quanto accaduto, posso riguardarmi l'indice e posso dire aspetta che mi ricordo questa cosa, me la porto via. E quindi anche questa cosa è stata bellissima, perché è nata in tipografia, quindi con le persone che poi adesso stanno lavorando, quindi mi stanno supportando per andare in stampa con questo, e siamo riusciti a dare questa piccola chicca che però fa riflettere. Ecco, per me è importante anche far
far riflettere le persone. C'è poi questa frase. C'è una frase che messo... indica anche la fine di un percorso, nel senso che Esatto. è un taccuino, ma è anche, come dire, una specie di memoria personale. C'è questa bellissima frase, se permette, sì, la prego, leggiamo. così. Meravigliati con l'ingenuità del bambino, ma con la consapevolezza dell'adulto che sa cogliere le opportunità. E pensiamo che sia effettivamente un concetto che racchiude in sé tutto quello che è l'entusiasmo, ma sì. anche la capacità di sintetizzare. Esatto, quindi un po' la mia essenza, ecco, diciamo che se dovessi descrivermi in una frase poetica, ecco, questa frase insomma mi rappresenta molto. Per cui è uno strumento consigliato a manager, a persone che vogliono lavorare, a studenti, ma anche a chi deve un po' ritrovare se stesso, facciamo per dire. Ma insomma, sì, magari... perché ho ricevuto appunto anche delle persone che mi hanno scritto e mi hanno detto guarda, a me interessa per uso personale, proprio perché così riesco a mettere i punti in un certo modo e mi costringo a definire delle scadenze. E quindi la cosa bella sarà che le persone mi diranno come lo useranno. Quindi in realtà il progetto di crowdfunding finirà nel momento in cui lo spedirò, però il progetto continuerà perché appunto ci sono sicuramente delle persone che metteranno a disposizione il loro apprendimento, le loro conoscenze, il loro utilizzo per fare sapere agli altri che si può utilizzare anche in questo modo. Io, ecco, il mio obiettivo, a me piacerebbe molto veramente arrivare a fare in modo di far sapere come usare al meglio le cose. Quindi non esiste il modo giusto, esiste il modo più utile per tutti. Con questa affermazione esauriente ed eloquente, noi chiudiamo questo primo momento di 7 in punto dedicato a Great Meetings Notebook, questo meraviglioso strumento cartaceo ideato da Silvia Toffolon, che abbiamo avuto il piacere di ospitare e alla quale auguriamo ovviamente un in bocca al lupo e anche, come dire, un successo per questa iniziativa, che possa avere un seguito anche significativo dal punto di vista della diffusione, no? Grazie mille. Grazie dunque a Silvia Toffolon, a voi per averci seguito. 7 in punto vi ridà appuntamento a lunedì, buona domenica e arrivederci.